Gli ulivi veneti stanno male e nessuno sa il perché. Per questo motivo la Regione ha affidato all'Università di Padova l'incarico di capirne e risolvere le cause. 50.000 euro verranno affidati al Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università. Tra i possibili fattori a cui imputare il disseccamento delle inflorescenze e la cascata delle olive pare ci siano gli squilibri fisiologici creati dalla siccità del 2017 che faceva seguito ad un'annata di produzione record. Per individuare con precisione le cause e mettere a punto le strategie di intervento che arrestino il degrado di circa 5.000 ettari di oliveti del Veneto, la Giunta regionale ha rinnovato la collaborazione con l'Università di Padova. Lo scorso anno i tecnici hanno messo sotto osservazione gli oliveti della fascia pedemontana, in particolare quelli dei Colli Eugani, dei Berici e del Grappa. Visti i positivi risultati della prima fase, valutati con interesse e soddisfazione anche dalle organizzazioni dei produttori e dai consorzi, ha sottolineato l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Panna, appare utile dare continuità al lavoro di monitoraggio e studio avviato in modo da poter raggiungere evidenze scientifiche su come intervenire in difesa degli oliveti e della produzione di olio del Veneto.